Il fascicolo sanitario elettronico sarà istituito dalle regioni e sarà alimentato in maniera continuativa dalle aziende sanitarie, almeno questo è quello che prevede il disegno di legge allo studio del Parlamento. Il paziente, l'interessato, dunque, non potrà opporsi alla costituzione e all'alimentazione di questo fascicolo sanitario, ma potrà comunque continuare a decidere se il fascicolo possa essere consultato e consultabile anche da titolari diversi, quindi professionisti, medici, altre aziende ospedaliere. E dunque il fascicolo sanitario elettronico, così come è previsto nei provvedimenti generali del Garante attualmente, sarà consultabile unicamente con il consenso dell'interessato, salvi naturalmente i casi di emergenza sanitaria.